degli artisti stasera, dei colleghi, sono molto felice, li salutiamo ancora una volta, Marco e Niagara, naturalmente Renato, un po' di casa, Renato e gli amici, però abbiamo qui anche un altro amico che è Igor Chimetto, e allora lo chiamiamo qui. Vieni qua Igor, un secondo, vieni qua, perché Igor deve ricordare una cosa molto importante. Vieni, facciamo un bel applauso comunque a tutti i colleghi presenti stasera. La fatevi sentire però, se non scendo giù. Igor! Ciao! È tanto che non ti vedo. Vieni su, vieni su. Vieni su! Igor Chimetto! Vai! Ma ti dirò che è un sacco di tempo che anch'io non ritrovo il nostro Igor, mi fa molto piacere averti qua. Veramente, grazie Igor. Tu devi ricordare che sei qui? Il 10. Il 10 di? Il 10 di aprile. Ok, sì, perfetto, perché marzo è già passato. Il 10 di aprile Igor sarà qui con l'orchestra, giusto? Giustissimo. Che si chiama? Enjoy Band. Casomai ce ne fosse uno di questi che non ti conosce. Igor Chimetto Enjoy Band. Esatto, che non è possibile. Allora, visto che ci sei, facciamo una canzone, hai voglia? Ma per me è un piacere e un onore, quindi. Così fai ascoltare già qualcosina di quello che vi si aspetteranno, insomma, i nostri amici quel giorno del 10 di aprile con la tua orchestra. Perfetto. Ok, cosa ci presenti? Capolavoro. Facciamo Sanremo 2024. E allora Sanremo 2024, dalla voce del nostro Igor Chimetto, eccolo qua. Grazie. Grazie. Grande Igor! Seduto dentro a un cinema a sognare un po' d'America e un po' di casa tua, e mi chiedo sempre quanto durerà questo amore infinito che infinito non è. Io che mi sentivo perso, una vela in mare aperto, e all'improvviso tu cadi dal cielo come un capolavoro. Prima di te non c'era niente di buono, è come se tu fossi l'unica luce a dare un senso a questa vita. Stupendo averti qua, maledetto tempo che ti dà e poi ti porta via. Io che mi sentivo perso come un fiore nel deserto, e all'improvviso tu cadi dal cielo come un prima di te non c'era niente di buono, è come se tu fossi l'unica luce a dare un senso a questa vita con te.
come faccio stasera, non mi ha perso. Allora ricordatevi, il 10 di aprile Igor sarà qui con la sua orchestra. Grazie di cuore Grazie a Rossella te, e a Igor. tutti di Casanova speciale. È stato un piacere, anche per l'amicizia che lega con Riccardo e il nostro Igor. Grazie a te.